sono luoghi che si visitano e poi ci sono altri luoghi che, senza quasi accorgersene, diventano parte di noi. Per Chiara, uno di questi luoghi è la Sella del Diavolo, un promontorio che guarda il mare. È uno dei 9 colli della città di Cagliari, un posto dove la natura, la storia e il silenzio si incontrano. Oggi Chiara non è sola. Se vuoi capire davvero Cagliari, le ha detto qualche giorno fa la sua amica Naomi, devi salire sulla Sella del Diavolo. E così, un pomeriggio di primavera, decidono di andarci insieme. Il loro viaggio comincia davanti alla scuola. Il sole è ancora alto nel cielo, ma l'aria ha già una luce dorata che annuncia il tramonto. Chiara e Naomi prendono il bus davanti al porto. È uno di quei piccoli momenti quotidiani che Chiara ha imparato ad amare. Salire sull'autobus con il mare a fianco a lei e il vento di sale e il vento di mare che entra dai finestrini. Il tragitto è breve. In pochi minuti arrivano vicino al mare, dove comincia il sentiero. Scendono dal bus, iniziano a camminare per qualche minuto su una strada tranquilla che porta proprio davanti all'ingresso del percorso del colle. Davanti a loro c'è il colle, non è altissimo, ma ha qualcosa di speciale. Naomi indica il sentiero che sale tra le piante. Da qui comincia la parte più bella. Chiara guarda intorno a sé e sente subito un profumo intenso nell'aria. È la macchia mediterranea, piante basse e resistenti che crescono tra le rocce di calcare. Mirto, lentisco, rosmarino selvatico, timo. E quando il vento passa tra i rami, l'aria si riempie di un profumo che è impossibile descrivere a parole. È il profumo della Sardegna. Il sentiero sale lentamente. Chiara e Naomi camminano piano piano, senza fretta, tra le pietre e le rocce di calcare. Ogni tanto si fermano per prendere fiato e si voltano indietro per guardare il panorama. Da una parte c'è il mare blu e dall'altra si vede la città di Cagliari con il suo quartiere più alto e più antico, le torri, la cattedrale, i tetti. Più lontano brillano le lagune, dove vivono centinaia di specie di uccelli diversi in via di estinzione. All'improvviso Naomi si ferma, guarda il cielo e indica: guarda! Un piccolo gruppo di fenicotteri rosa attraversa il cielo. Si stanno spostando da una laguna all'altra. Quando è arrivata a Cagliari, Chiara non sapeva neanche che i fenicotteri potessero volare nel cielo. E ora fanno parte della sua vita, della sua quotidianità. Continuano a salire e il panorama è sempre più spettacolare. Ci sono anche dei cartelli informativi che spiegano la presenza dei resti di un tempio del periodo punico e di cisterne del periodo romano. Chiara sta camminando su un sentiero dove prima di lei hanno camminato romani, punici, ma anche pescatori, mercanti, viaggiatori e persino monaci. Questo colle non è solo bellissimo, in questo colle è passata la storia della città. È come un libro
di storia a cielo aperto. Finalmente arrivano vicino alla cima. Il vento è molto forte qui. Il mare è davanti a loro, in tutta la sua bellezza e grandezza. Dalla cima del colle vedono il golfo di Cagliari e la spiaggia del Poetto, la più famosa, che si allunga per tanti chilometri. Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e la luce diventa arancione, quasi dorata, e tutto diventa dorato. Le rocce, le piante. Naomi e Chiara si siedono in silenzio e guardano il panorama davanti a loro. Chiara capisce una cosa molto semplice su questo colle. Lei ama Cagliari, non solo come luogo dove studiare italiano o come città dove vivere per qualche mese. La ama davvero, con il suo silenzio, il vento, il mare, i tramonti. La Sella del Diavolo diventa in quel momento uno di quei posti speciali che porti con te per sempre. Uno di quei luoghi che diventano parte della tua storia, della tua vita. Durante questa passeggiata Chiara ha imparato tante parole nuove. Colle, una piccola altura o montagna. Sentiero, un piccolo percorso nella natura. Macchia mediterranea, vegetazione tipica delle zone vicino al mare. Laguna, area d'acqua vicino alla costa. Fenicottero, un grande uccello rosa che vive nelle zone umide. Cisterna, una struttura per raccogliere l'acqua. Tempio, un edificio antico dedicato al culto di qualche divinità. Quella sera Chiara torna a casa con le scarpe un po' polverose di calcare e il cuore pieno di bellezza. Si siede sul balcone con il suo quaderno rosso. L'aria è diventata più fresca e ancora addosso il profumo del mare. Apre il quaderno e scrive: alcuni posti hanno un'anima profonda e antica. E poi aggiunge: credo che la Sella del Diavolo sarà per sempre uno dei miei posti del cuore. A volte basta una passeggiata per capire qualcosa di veramente importante. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà un'altra tradizione, un altro luogo che unisce natura, storia e vita quotidiana. Nel frattempo, tu ricorda, le parole si imparano nei libri, certo, ma anche camminando. Un caro saluto e a presto da Carla.